Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'ore 13, dunque 04221626 ve lo ricordo, oggi il tema è questo principalmente, ma cominciamo come sempre da un quadro generale, quindi cominciate a telefonare, chiamare, preparate le vostre domande, quindi agricoltura, la disoccupazione anche perché c'è una scadenza tra poco, i consigli su questo fronte, in questo settore, anche per capire un po' qual è l'andamento, lo stato di salute, a parte il prosecco che va a ruba, l'avete visto per paura della Brexit, l'abbiamo visto e raccontato in questi giorni. Allora, per cavalleria comincio da Sara Pasqualin, buongiorno, ben trovata, segretario generale Fly Treviso. Buongiorno. Stefania Masier, Inca di Treviso, patronato, buongiorno Stefania, e saluto Mauro Visentin, buongiorno Mauro, ben trovato. Beh, insomma, dai, dobbiamo dirlo, no? No, lo diciamo più avanti. Lo diciamo più avanti, va bene. Futuro segretario, vediamo, cioè della CGIL a Treviso. Allora, Mauro, cominciamo dal quadro generale. Avevi qualche dato, qualcosa in riferimento anche all'andamento reddito di cittadinanza che abbiamo visto, approfondito già in queste settimane, non è stata quel grande preoccupazione, quell'invasione che si temeva, è chiaro che forse nei nostri territori un po' meno rispetto altrove, no? Beh sì, diciamo che grazie anche alle rassicurazioni che siamo riusciti a dare nell'imminenza appunto della partenza delle domande, siamo riusciti a contenere un po' l'afflusso della gente. Noi nelle nostre sedi abbiamo avuto diversi accessi, diverse persone. Ad oggi siamo circa a 1200 domande tra le prenotazioni e quelle già elaborate. È ovvio che questo qua è un momento che non finisce, nel senso che nel momento in cui uno ha i requisiti per fare la domanda la può fare tranquillamente, non c'è una scadenza, il periodo di durata è un periodo di 18 mesi, per cui se parte a gennaio sa che arriva a giugno dell'anno prossimo, se parte a febbraio arriva a luglio dell'anno prossimo, nel senso che, voglio dire, non è che se uno fa la domanda più tardi perde qualcosa, protrae il tempo. Certo, queste sono 1200 domande a reddito di cittadinanza o c'è anche la pensione di cittadinanza? Dentro c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, sì. E sono comune Treviso? No, provincia di Treviso. Abbiamo circa 500 domande, 400 e rotti domande già inserite e mandate via, e i rimanenti sono in nota per fare questo. Molti ancora sono in nota per fare la domanda di ISEE, che è uno degli strumenti che è da spartiacque per capire se uno ha diritto o meno. Quando saranno esauriti? Ma le prenotazioni pare siano fino a fine mese, no? Sì, noi pensiamo che nel giro di un paio di mesi di riuscire a smaltire tutto quanto il grosso, dopodiché ci sarà un lavoro di routine che siamo attrezzati. Problematiche che vi raccontano? Ma ci sono i casi più disparati, da chi è stato espulso dal mondo del lavoro e che non riesce più a ricollocarsi, che ha finito tutte quante gli ammortizzatori, le risorse eccetera, da chi ha situazioni anche problematiche familiari o proprie anche di salute fisica eccetera, per cui il panorama è un panorama abbastanza ampio. Stiamo parlando delle persone più in difficoltà, ovviamente, questo è il dato di fatto, e anche se non pare, questo è un territorio che comunque ha la sua bella dose di situazioni di difficoltà. Di crisi, vero, di difficoltà, vero, che spesso una volta non si raccontano, non emergono. Ma Mauro, queste sono 1200 domande solo tramite il CAF CGIL? Esatto, questo è il dato nostro. Perché poi c'è ovviamente le poste, ci sono altri CAF, chiaro, e c'è la domanda online, quindi a queste bisogna aggiungere un tot che... E questo non siamo nelle condizioni di determinarlo, forse l'INPS con calma ce lo dirà. E problemi riscontrati dai vostri operatori invece? Perché sapevo che a volte c'era... Ma diciamo quello di spiegare all'inizio che
ci sono tutti i tempi per poter fare la domanda, perché qualcuno aveva la preoccupazione di non fare in tempo, di poter perdere il diritto. Se uno perde il diritto vuol dire che sta migliorando la sua situazione, vorrei dire questo, nel senso che questa è come dire, è un riconoscimento che va dato a chi è proprio in estrema difficoltà. Non saranno, secondo le nostre stime, molti di più di quelli che hanno fatto il REI dopo alla fine nel conto non molti generale. Di più di quelli che hanno fatto già il REI. Credo proprio di no. Tra l'altro è anche vero che forse c'è una corsa, perché il timore che c'è un primo finanziamento appunto quest'anno, anche se nella legge di bilancio è previsto per 3 come sempre la programmazione, ma si sa che se diventano troppe persone viene ridotta la quota che questo sì. viene data, quindi forse per quello c'è anche una corsa su questo fronte. Sì, questo potrebbe essere uno dei motivi, però noi tra l'altro siamo in una fase dove il decreto non è ancora attuativo, nel senso che è in fase di conversione, per cui anche qua noi stiamo lavorando con una situazione di precarietà, nel senso che non sappiamo alla fine se quanto è stato maturato fino ad oggi può essere modificato dal dibattito in Parlamento, per cui questo è anche uno degli aspetti di difficoltà che abbiamo. Dunque, quindi se avete poi quesiti, domande anche su questi altri temi, ovviamente il reddito, le pensioni, ci siamo. Sul fronte agricoltura, stato dell'arte, condizioni di salute? Dell'arte, secondo me, più brava a rispondere è ci dice Sara? Sara, cosa dici? No, vabbè, poteva anche rispondere ma... No, nel senso che vabbè, il settore è in crescita, noi abbiamo visto i dati anche riparametrati, nel senso con una visione degli ultimi anni, e sicuramente il numero di addetti è aumentato, questo a fronte di tutta una serie di dinamiche che non solo in Italia, ma a mio avviso anche un po' in Europa e nel mondo, si sta attenzionando sul settore primario. Cioè si ritorna alla terra? Si ritorna alla terra perché c'è parecchia attenzione sulla sostenibilità dell'ambiente, quindi è un settore nel quale abbiamo anche investimenti importanti sul fronte di vista della tecnologia e quant'altro. Sì, certo. Non per ultimo anche la provincia di Treviso, insomma, questi ragionamenti li stanno facendo, anche se poi si riscontra su un territorio dove le aziende sono fondamentalmente piccole di gestione familiare, quindi la difficoltà di investimenti nel settore sono molto più difficili. Ha un settore che ha aumentato gli addetti dell'agricoltura principalmente sono contratti a termine, tanto che oggi noi facciamo un richiamo sulla disoccupazione agricola perché è uno degli ammortizzatori che va a sostenere un reddito precario del lavoratore in agricoltura. Lì il decreto dignità non può incidere? Il decreto dignità non incide, è stato completamente tenuto fuori nel settore dell'agricoltura. Non c'è nel decreto? Non c'è nel decreto dignità, il settore dell'agricoltura vige oggi su regole che sono legate al 1976, quindi non è mai stato né sulla rivalutazione che è stata fatta qualche anno fa con il discorso della NASPI, non è stato preso in considerazione il settore agricoltura, gli si è lasciato l'ammortizzatore appunto della disoccupazione agricola, neanche sul decreto dignità. Perché? Perché c'è una forte stagionalità, noi lo vediamo anche nella nostra provincia. Di fatto si costringerebbe a stabilizzare a tempo indeterminato qualcuno che vive la stagione, quindi è complicato. Sì, perché abbiamo produzioni che sono legate a certi periodi dell'anno, per cui anche il vino, la maggior parte degli addetti lavorano nel momento della raccolta più che nel momento della potatura dei vigneti o quant'altro, e quindi sicuramente c'è un aumento di addetti e una necessità di avere più persone che lavorano in quel periodo dell'anno, ma poi anche gli altri, cioè abbiamo anche l'ortofrutticola piuttosto che le verdure specifiche, sono tutte, cioè ci sono poche aziende che riescono ad avere una trasversalità e avere gente tutto l'anno, e quindi in quel caso lì abbiamo contratti indeterminati. Insomma. Senti, ma adesso sentiamo anche la telefonata, il settore che tira di più?
neanche a dirlo. Beh sì, adesso stiamo anche ragionando, cioè il vino è il settore trainante, dopodiché abbiamo altri reparti che sono un po' più in difficoltà, però bene o male diciamo che l'agricoltura è uno dei settori che sta reggendo. Ed è lì dove si registra un incremento degli addetti, quindi c'è più posti di lavoro? Beh, sicuramente il vino ha portato un aumento dei posti di lavoro, poi in generale c'è un ritorno sul settore primario, ma anche dettato appunto da questo, da tutta una serie di attenzione che c'è e ci sarà. Anche l'Europa sta ragionando sull'ambiente e sulla sostenibilità, adesso stanno anche arrivando risorse anche nei consorzi di bonifica che a loro volta svolgono attività per il settore agricolo, quindi insomma... Un ritorno alla terra, avete sentito? Allora, 0422-26-798, vediamo chi c'è al telefono, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottora Varino. Giusy, come sta? Bene. Dopo il tot. Allora, dottora Varino, sì. Al sud la manovalanza è giusto che si lamenti perché gli danno 3 euro all'ora, ma se il produttore di frutta e verdura, il commerciante le dà dai 5 ai 10 centesimi al chilo, certo. Come fa questo imprenditore a regolarizzare i suoi aiutanti? Ma insomma, come fa a regolarizzarli? Chiaro, no, certo. No, e dopo arriva qui al nord la frutta e verdura con la filiera da 1,80 euro a 2,50 euro le arance. E questo è il discorso, che se il produttore non prende niente dal commerciante, ma come fa a pagare i suoi dipendenti? Questo voglio dire. Certo, certo. Grazie. Non ha margine. Grazie Giusy, buona giornata, un abbraccio. Facciamo così, rispondiamo dopo la pubblicità. Resti lì, Giusy, anche perché ha toccato un buon tema. E un minuto di pubblicità neanche, ci rivediamo tra poco. Ore 13, torniamo in diretta e ripartiamo dalla domanda di Giusy che poco fa ci diceva ma insomma al sud raccolgono i pomodori, no? Per esempio a 3 euro all'ora, c'è lo sfruttamento, c'è questa difficoltà, ricorderete anche le varie inchieste proprio su quel fronte, viene citato spesso questo tema perché come si fa a guadagnare in quella filiera allo stesso tempo anche l'agricoltore, poi, no? Se poi e quando arrivano qui comunque hanno un costo anche queste merci. Mi viene in mente ascoltando Giusy anche il salario minimo di cui tanto si parla ultimamente. Vicentin, come replichiamo? Intanto noi siamo per la legalità, per cui per l'applicazione delle norme e dei contratti e pertanto non possiamo partire dal dato di fatto che c'è un costo basso e per cui il datore di lavoro non può pagare i lavoratori. Lui dovrebbe applicare i contratti. Bisogna partire da là. Dopo purtroppo non c'è solo il sud. Qualche tempo fa qua nella Castellana avevamo la stessa situazione con lavoratori ovviamente non in regola e probabilmente anche non in regola neanche con i permessi di soggiorno che raccoglievano il radicchio a 2 euro, 3 euro all'ora. Per cui purtroppo il fenomeno è un fenomeno piuttosto diffuso. Noi siamo per dire che in ogni caso se il lavoro ha un valore è ovvio che deve essere riconosciuto, dopo si può anche trasferire sul fatto che aumenta il costo al supermercato o nel banco dell'ortofrutta del mercato, sì, senz'altro sì, ma anche qua sarà una battaglia per tentare di calmierare questo tipo di operazione, perché non nascondo che magari nel proseguo della filiera ci sono anche chi riesce a far aumentare comunque i prezzi e a far margini molto più elevati. Magari Sara è molto più brava, nel senso che sta seguendo anche questa partita. La nostra battaglia è una battaglia di riconoscimento dei diritti e dell'applicazione delle regole, delle norme. Certo. Sara, chi è che in questa filiera allora?
rincara? I grandi distributori sono quelli che stanno governando il mercato nelle ottiche di questo, cioè di strozzare il prezzo della materia prima, quindi io sono agricoltore, diciamo così, io sono un agricoltore, ho delle persone che vanno a raccogliere, al sud alcuni casi purtroppo appunto sono quelli che prendono 3 euro all'ora, giusto? Io vendo quella merce, anche al nord ci sono questi casi. Io vendo quella merce, quei prodotti, e la vendo a qualcuno che è lì che ci fa un margine e poi li porta, giusto? Sì, cioè praticamente siccome però anche l'agricoltore ci guadagna pochino. Sì, ma noi non vogliamo dire che allora il problema principale è il centro della filiera. Il centro della filiera è chi che governa il prezzo sia all'acquisto che poi alla vendita. Ed è quello che diceva tra virgolette la signora con il ragionamento che faceva, perché se io acquisto in un sottovalore sulla quantità, perché poi loro i ragionamenti li fanno sulle grandi quantità, è ovvio che a quel punto lì do meno margine al produttore, che è costretto tra virgolette a vendere, perché a differenza dell'industria la quantità del prodotto agricolo non è tanto, cioè se io ho quegli ettari e produco quello, non è che poi o lo butto via o lo vendo, e se pur di venderlo a volte si va anche sotto ricatto sui prezzi di acquisto. Ed è questa la dinamica nella quale stiamo intervenendo nelle filiere, perché è la filiera che gestisce la strozzatura di mercato. Fermo restando quello che diceva giustamente Mauro, che la legalità è una priorità, ed oggi nel settore dell'agricoltura noi abbiamo questo problema che la legalità non è la base, perché tanti ragionano sul fatto prendo poco, pago poco. Però se si parte dal principio che il contratto deve essere applicato, dopo si fa, partendo da lì, a quel punto là si dà anche più voce alle aziende per pretendere anche di più, perché poi è una cosa che partendo dal basso forse si riesce a sistemare i canali, fermo restando che è un lavoro che bisogna fare con molta costanza e molto impegno, e fermo restando che noi sulla legalità abbiamo proprio un'iniziativa giovedì a Padova, che verrà fatta qua nel territorio in Veneto, proprio per difendere la legalità dei contratti e la legalità del lavoro, la dignità del lavoro. Giovedì a Padova abbiamo una manifestazione fatta assieme a Libera per portare, è una manifestazione nazionale intanto, per portare all'attenzione, a sensibilizzare anche il nostro territorio della infiltrazione camoristica, mafiosa, dell'illegalità, della criminalità organizzata, che sta tentando di fare del nostro territorio anche, come dire, la stessa humus che troviamo in altre parti del paese, in altre parti d'Italia. Lo abbiamo visto con Eraclea, ma come dire, non c'è solo Eraclea, purtroppo ci sono stati segnali a Padova con aziende che vengono acquistate a strozzo, eccetera, per cui ci sono tutta una serie di allarmi che ormai non possiamo più chiamarli allarmi isolati, sta diventando una rete, e rispetto a questo dobbiamo pretendere che ci sia la legalità, a partire proprio dai luoghi di lavoro, dove le regole devono essere applicate, dove le norme devono essere applicate. C'è una norma che è legata al caporalato, ad esempio, per quanto riguarda anche il settore dell'agricoltura, che ha fatto la differenza e che sta facendo la differenza. E il problema è che in alcuni casi se si lasciano da soli i lavoratori e anche gli imprenditori, in alcuni casi il rischio è che la cosa vada in mano dopo a chi la gestisce veramente in maniera mafiosa e camoristica. Sì, negli ultimi settimane abbiamo visto un'operazione, non dico al giorno, ma insomma le 3 principali, soltanto che ieri, no? Nel Vicentino con i rifiuti tossici, arrivo proprio dal sud. Allora, Stefania, invece tocchiamo la questione della disoccupazione. Cosa diciamo, anche perché è impellente, cos'è? Allora, per tutti coloro che hanno lavorato in agricoltura come dipendenti nel 2018, che non hanno lavorato magari l'anno intero, che sono lavoratori stagionali, che sono a tempo determinato e che hanno almeno 102 giornate di lavoro nel 2018 e magari anche tra il 2018 e il 2017, entro il 31 di marzo hanno la possibilità di fare la domanda di disoccupazione agricola, che praticamente va a coprire le giornate vuote avute nell'anno precedente. Quindi la faccio nel 2019, ma è riferita, cioè mi danno un'indennità per le giornate non lavorate nell'anno precedente.
Questa è l'occasione per farla. Se ritardo, se non la faccio entro il 31 di marzo, perdo la mia possibilità di recuperare questa indennità. Ecco, l'importante appunto sarebbe venire appunto da noi al patronato oppure in categoria Fly, portare un documento di riconoscimento, la carta d'identità, il modello SR 163 che è stabilito dall'INPS per l'accredito bancario postale, e magari un contratto se ce l'hanno, giusto per capire se ci sono o meno queste giornate. Purtroppo i lavoratori stagionali in agricoltura non hanno diritto alla solita prestazione di NASPI, che appena finiscono di lavorare possono percepire una prestazione di disoccupazione. Loro hanno solo questa. È in prevalenza per i lavoratori a tempo determinato, poi c'è una casistica stabilita anche per coloro che sono a tempo indeterminato, ma solo se sono stati licenziati durante l'arco dell'anno. Quindi se vengono licenziati al 31 dicembre non prendono né la NASPI e non prendono neanche la disoccupazione agricola. Se vengono licenziati prima del 31 di dicembre possono prendere in quota parte, insomma, una parte di questa indennità. Fammi capire, 102 giornate, devono aver lavorato almeno 102 giornate in agricoltura nell'ultimo biennio. Quindi tra il 2018 e il 2017 devo aver lavorato appunto 102 giornate. E la disoccupazione interviene sulle restanti? Le giornate vuote nell'anno 2018. Ma considerando 365 giorni? Lo fanno sui 365 giorni. Quindi non la stagionalità? Esatto, il massimo che possono darmi è comunque riferito alle giornate lavorate nell'anno 2018. Quindi se lavoro 90 giornate nel 2018 e le restanti le ho lavorate nel 2017, la mia NASPI sarà al massimo di 90 giornate. 90 giornate. Esatto, quelle cioè lavorate nell'anno 2018. Ho capito, ho capito. Che aiuto parliamo? Parliamo di un 40% della retribuzione media che viene presa a riferimento. Non è un granché, però insomma... Che quindi vale per altri, diciamo, il massimo 3 mesi in quel caso? Allora sì, in questo caso sì, il massimo che mi possono dare sono 6 mesi, perché io posso lavorare anche 6 mesi all'anno in agricoltura, gli altri 6 mesi li posso coprire da disoccupazione. Avendo certo, chiaro, in quel caso sì. Posso avere anche gli assegni familiari su questa prestazione, è previsto anche questo, quindi se ho una famiglia con minori, coniugi eccetera, posso richiedere sempre sulla disoccupazione, posso chiedere anche gli assegni familiari. Sì, perché non vengono pagati dal datore di lavoro, esatto, nel caso dell'agricoltura. Addirittura chi è a tempo determinato in agricoltura non ha appunto un pagamento diretto degli assegni neanche quando lavora. Quando fa la domanda di disoccupazione agricola, di solito in quel momento, chiede gli assegni anche per il periodo che ha lavorato. È chiaro che, ascoltando, diciamo, è un intervento che inevitabilmente è limitato, però devi studiarlo in un settore particolare che vive di stagionalità e quindi forse anche per questo sì, pensavo rispetto ad altre disoccupazioni. Certo, la peculiarità del settore prevede anche delle misure ad hoc. Esatto, l'anno dopo tu possa tornare a lavoro. Esatto, quindi, sì, certo. Questo è è uno strumento che è proprio del settore. Calato in un altro settore non avrebbe assolutamente senso. In un altro settore c'è la NASPI e la NASPI ha invece una modalità che è diversa e è appunto si misura proprio per settori dove c'è la continuità del lavoro. Questo è invece un settore in cui la continuità del lavoro è legata particolarmente dalla stagionalità, per cui io devo senza ombra di dubbio, salvo casi del tutto particolari, posso avere dei periodi in cui proprio non sono al lavoro. E pertanto proprio per questo motivo c'è questo tipo di intervento che è storico tra l'altro, perché ha diversi decenni di anzianità. Sara? Sì, ma infatti allora è un settore che sicuramente va rivalutato, perché rispetto alla legge che oggi applichiamo sono cambiate tante cose. Poi ci sono tutta una serie di peculiarità, uno è l'ammortizzatore sociale, che è il meccanismo della disoccupazione agricola, l'altro è anche il contratto, perché ad oggi un contratto a termine per un lavoratore in agricoltura non è detto che deve essere rispettato solo in un minimo di parte di giornate. Quindi io posso essere lavoratrice in agricoltura e avere un contratto di 6 mesi, ma non è detto che in questi 6 mesi io vado a lavorare tutti i giorni.
perché può essere che il datore di lavoro mi dice guarda vieni 2 settimane, una stai a casa perché piove, poi ne recuperi un'altra, quindi però, in realtà, giusto per finire il ragionamento, la disoccupazione agricola da una parte copre la parte economica, mettiamola così, dall'altra parte va proprio a coprire la parte previdenziale, quindi gli dà anche la tutela, perché poi Stefani, che è molto più brava di me, però lei sul discorso dei calcoli della pensione questo gli serve, cioè serve per il lavoratore per arrivare a quel famoso obiettivo, insomma. Stefania? Sì, perché è valido sulla disoccupazione o anche la contribuzione figurativa che vale per la pensione. Adesso ci sono delle regole da seguire, per esempio se parliamo di quota 100 che adesso è del momento, per andare in pensione in quota 100, che in agricoltura magari hanno questa possibilità, mi servono 35 anni effettivi di lavoro. La quota è prevista per chi ha 38 anni, i 38 anni dei 35, quindi i 3 anni che mi mancano, posso sfruttare la disoccupazione o contribuzione che può essere valida per arrivare a questa quota 38. Che compare come figurativo? Figurativo, sì, perché non c'è un vero e proprio versamento contributivo, cioè non ho un'azienda che mi versa i contributi. E perché è così poco conosciuta, dicevate prima, anche questa disoccupazione in agricoltura? O andiamo in pubblicità? Forse proprio perché ha questa cosa, cioè che va fatta in una determinata tempistica, mentre la NASPI appena viene licenziato è il datore stesso che ti dice vai a fare la domanda di disoccupazione di NASPI. La disoccupazione agricola invece è un po' entro il 31 marzo, tra l'altro, dobbiamo ricordare. E da che periodo? Da gennaio a marzo. Da gennaio fino al 31 marzo. Allora, pochi istanti torniamo in onda, tra poco. Ore 13, agricoltura e non solo, vi ricordo 0422 1626 798. Mauro, torniamo alla questione del salario minimo che dicevamo poco fa. Ricordo c'era un dibattito, una proposta, un'idea sui 9 euro all'ora, mi pare fosse la campagna elettorale, tra l'altro una proposta del Partito Democratico. E voi cosa ne pensate? L'ho sentito criticare per esempio ieri anche da Bersani come idea, ma perché e se... Lo pensate anche voi? Noi pensiamo che un salario minimo possa essere, anzi un ragionamento su questo debba essere fatto. È ovvio che il salario minimo può avere anche delle controindicazioni, nel senso che se io stabilisco per legge il minimo, in qualche maniera destrutturo la contrattazione. Per cui anche qua il salario minimo deve essere legato ai settori e ai minimi contrattuali di quei settori là. Anche qua, se il salario minimo viene determinato da ragionamenti legati alla contrattazione, riesco a non fare concorrenza sleale, il famoso dumping nelle imprese. E se no è ovvio che ho delle imprese che hanno dei lavoratori che vengono pagati con il minimo di legge e delle altre imprese dove si fa la contrattazione dove il costo del lavoro è più alto, magari mandando fuori mercato queste imprese che hanno professionalità, hanno costruito e investito e lasciando in mano magari a chi viene tutelato da una legge che stabilisce soltanto quanto poco devo pagare una persona o potrebbe approfittarsene. O dove non posso scendere, esatto. Questa è la controindicazione, per cui che se ne parli va bene, che come dire, lo si faccia per legge senza un confronto serio col sindacato, credo sia la cosa peggiore che si possa fare, perché è ovvio che quando si parla di una questione bisogna parlare anche con chi maneggia la materia. Il rischio è che se no si faccia soltanto propaganda e demagogia, cosa che non ne abbiamo tanto bisogno in questa fase. Se ho capito bene, Mauro, poi ci aiuterai ancora tu. Ci sono settori, ambiti, aziende specifiche magari dove qualcuno, visto che il salario minimo diventa 9 euro, dice bene, allora applichiamo 9 euro, ed è peggiorativo. E potrebbe essere questo il problema, potrebbe essere peggiorativo. Anche qua, se si parla di applicare il salario minimo dove non c'è la contrattazione, ma dove non c'è la contrattazione è un settore merceologico
che non esiste, perché la contrattazione, abbiamo 800 contratti in Italia, sono fin troppi, noi stiamo lavorando perché si vada perlomeno a dimezzarli, e di questi 800 contratti applicano e abbracciano l'intero universo mondo del lavoro, dall'edilizia all'agricoltura e alle varie declinazioni, penso ai panettieri piuttosto che ai viticoltori, voglio dire, per cui si parla di tutto e è contrattato tutto. Dov'è che non si contratta? Qual è il settore in cui non si contratta? Allora, se io non voglio applicare un contratto... Il nero? No, qual è? Il nero? È un settore che non esiste, nel senso che io do dei servizi, faccio dei lavori, non voglio applicare quel tipo di contratto e applico il salario minimo. I 9 euro, se dovesse mai arrivare. Certo. Questo è il concetto. Telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Mara da Treviso. Mara? Chiedo, non è proprio inerente all'agricoltura, però volevo fare una domanda alla signora, che ho sentito che parlava del figurativo. Sì. Mi capita spesso di fare con agenzie di contratti a tempo determinato, però a lungo periodo, e però non vengo chiamata, cioè lavoro pochissimi giorni, cioè conviene averli, non conviene averli, perché il figurativo, non ho capito, ai fini INPS, cioè non ci sono i contributi per i fini pensionistici, alla fine vale la pena o... Ma lei sta facendo dei contratti, mi scusi, sta facendo dei contratti a chiamata? Sì, però a tempo determinato. Allora, perché il contratto a chiamata purtroppo è un contratto un po' particolare. Per quanto riguarda l'INPS, lei finché ha un contratto a chiamata a tempo indeterminato in essere non può fare nessun tipo di richiesta di prestazioni di NASPI. Dovrebbe appunto cessare l'attività lavorativa, solo che la cessazione dell'attività lavorativa comporta che deve essere licenziata, perché altrimenti la NASPI non viene pagata. Quindi lei purtroppo il contratto a chiamata non prevede una contribuzione figurativa finché lavoro, la posso avere solo quando ho smesso, se ho diritto alla NASPI. In questo caso certo, ma non era questo la mia richiesta, era ai fini pensionistici proprio, cioè il periodo che io sto sul contratto mi viene non accettato, cioè versa i contributi, lei versa i contributi effettivi in base alle giornate che lavora, in base alle giornate lavorate, ha capito Mara? Certo. Quindi le giornate vuote però, non coprono nulla. Ok, non mi coprono nulla, però il tempo figurativo alla fine per la pensione non valgono. No, figurativo è proprio un tipo di contribuzione che è quella data da quando l'istituto mi versa virtualmente della contribuzione su un periodo che io non ho lavorato, ad esempio tipo la maternità, quando non sono a lavorare e devo andare in maternità obbligatoria, i 5 mesi che io sono obbligata, sono a casa e non sto lavorando, lì ho una contribuzione figurativa, cioè nell'azienda, nell'INPS mi versa effettivamente dei contributi, però mi viene riconosciuto dall'INPS. Periodo valido per la pensione, ma figurativo, cioè non verso effettivamente i contributi. Quello è un periodo figurativo. L'età pensionistica, sbaglio? Si porta avanti gli anni che sono dopo richiesti per la pensione, il tempo e il periodo. Aspetti, non ho capito. Porta avanti il periodo che mi vale dopo per la pensione. Certo, in questo caso qua sì. Sì, incrementa diciamo... Sì. E il versamento dei contributi. Come ad esempio la riguarda la signora, ma l'accredito del servizio militare, l'accredito del servizio militare è figurativo, dove io non ho lavorato effettivamente, ma l'INPS me lo riconosce ed è valido per la pensione. Mara, va bene? Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Torniamo ancora sui figurativi, no? Perché volevi spiegare qualcos'altro, Stefania? Allora, più che altro in questo periodo noi abbiamo sia la quota 100 che l'opzione donna, che sono due tipi di pensione dove io posso accedere se ho, a parte un'età, ad esempio nel quota 100 mi chiedono 62 anni di età almeno, e devo avere almeno 38 anni di contributi. Questi 38 anni di contributi, cosa mi dice la normativa?
quando sarà legge effettivamente, dice che io devo avere di questi 38 anni, 35 li devo aver fatti effettivamente lavorati, quindi. All'interno posso metterci alcuni contributi figurativi come l'università, anche uno, diciamo, tra quelli che no, no, lì è un'altra cosa, quello è un riscatto, quello diventa effettivo. Ok. Ho la maternità obbligatoria, facoltativa, ho l'accredito del servizio militare, poi cosa posso avere? La mobilità, che adesso non esiste più, ma anche quella è valida per fare i miei 35 anni effettivi di lavoro. Il periodo successivo, i 3 anni che mi mancano per fare la quota 38, li posso raggiungere sommando appunto quello che è disoccupazione, periodi di malattia o di infortunio superiori ai 6 mesi dove non ho effettivamente una contribuzione versata dall'azienda, quindi ho altri periodi che posso accreditare e che valgono per fare i 38. L'opzione donna funziona nello stesso modo. Per le donne che hanno almeno 35 anni di contributi, un'età di o 58 o 59 anni a seconda che siano lavoratori dipendenti o autonomi, quei 35 non possono essere di periodi in cui è presente disoccupazione, devono essere di effettivo lavoro. Quindi è importante capire che contribuzione ho, se appunto questa figurativa, ad esempio la disoccupazione agricola, è una contribuzione che non vale per i 35 anni effettivi di lavoro, vale successivamente per aggiungerne. Quindi bisogna stare attenti anche a che tipo di lavoro faccio, per vedere cosa mi viene messo giù di contribuzione, e devo stare attento a non confondere la contribuzione effettiva da quella figurativa, perché a volte può succedere che penso di avere i 35 anni, i 35 anni effettivamente non ce li ho perché ho avuto periodi di disoccupazione. Quindi è importante capire... E quanto è questo periodo di disoccupazione, come dicevi tu? Sara, le donne in agricoltura... una bella domanda questa. Ci sono quante, storicamente, sì. Cosa fanno? Sono più adesso imprenditrici? Cosa sono? Che allora, partiamo in agricoltura ci sono molte società che sono state a nome di donna, nel senso che sono nate molte società a nome di donna, quindi ci sono molte imprenditrici anche qui nel nostro territorio. Poi in realtà ce ne sono tante anche che lavorano nel settore agricolo, perché poi la donna, comunque alla donna gli è riconosciuta un'attenzione particolare nella raccolta di ortaggi, frutta piuttosto che altro, che magari l'uomo è un po' più... lascia un po' più andare, nel senso, cioè più brava, più precisa, devi fare la scelta di qualità del prodotto, che questa è una cosa che pochi sanno, però la prima scelta è la scelta di seconda mano, insomma, che generalmente la prima scelta va nei canali, quelli supermercati, le catene più grosse, la seconda mano è quella che troviamo nei vari mercati e che costa meno, perché poi anche su questo lavorano sui prezzi le aziende agricole, e la donna gli viene riconosciuta una maggiore attenzione su questa cosa. Sicuramente la donna in agricoltura è un lavoro molto pesante, io penso, rispetto, fisicamente. Esattamente. Poi lì c'è un problema grande, la remunerazione, che è un problema un po' che abbiamo anche in altri settori, nel senso che ha fatto un po' notizia che in Scandinavia hanno fatto il decreto sulla remunerazione tra uomo e donna, che ci sia lo stesso riconoscimento economico. In agricoltura noi questo problema ce l'abbiamo perché soprattutto le lavoratrici sono impegnate nelle fasce più basse, quindi le mansioni generiche prendono retribuzione bassa, mentre all'uomo gli viene considerato un percorso professionale che gli dà l'opportunità di andare sui livelli un po' più alti, quindi in realtà se arrivano da noi donne e uomini, la cosa che vediamo subito nel momento in cui guardi la busta paga è che la donna è inquadrata come operaio generico. All'uomo invece, siccome ha tutta una serie di formazione che gli viene fatta per tutta la strumentazione, dal trattore ad altri macchinari che vengono utilizzati in agricoltura, lui è uno specializzato. E su questo ci sono fasce di reddito già diverse. Insomma. Certo. Allora, ci fermiamo pochi istanti, poi l'ultima fascia insieme, vi aspettiamo. 5. (13:47), torniamo in onda, dunque vi ricordo anche lo 0422 1626 798,
Mauro, un flash sulla differenza tra uomo e donna, lo diciamo? Nei salari. Ecco, il caso che ci citava Sara poco fa era anche una specializzazione differente, chiaro, in quel caso tra uomo e donna, però insomma, sì, diciamo sappiamo bene le differenze che c'è. Esatto, nel senso che la legge da noi non è stata superata dai contratti, nel senso che il contratto non prevede che uno sia inquadrato specialista perché è maschio e generico perché è donna. Dovrebbe potersi specializzare appunto anche la donna, no? Esatto, c'è ancora un gap culturale, questo qua lo stiamo denunciando un po' in tutte le modalità e anche in tutti i settori dove, come diceva Sara, i maschietti fanno più carriera mentre le femminucce vengono relegate come dire, alle mansioni più generiche. Questa è la questione, però noi formalmente come dire, la parità l'abbiamo stabilita perché il contratto parla di lavoratore generico, non lavoratrice o lavoratore, questo è l'aspetto. La battaglia, che è una battaglia che noi ci siamo impegnati come sindacato e che deve essere sentita anche dalle donne, è una battaglia di riconoscimento della qualifica. Nel momento in cui io faccio una mansione o sono disponibile a fare una mansione, devo fare anche la battaglia nel luogo di lavoro perché mi venga riconosciuto l'opportunità per fare quel tipo di mansione e avere la giusta remunerazione, questo sì. Senti, tornando sulla cittadinanza, poi lo chiederemo anche a Sara, anche nel settore agricoltura, no? Probabilmente molti avranno fatto richiesta. Allora, il reddito di cittadinanza viene, io mi sono portato le carte per ricordarmi anche un po' i parametri. Viene riconosciuto a quei cittadini che intanto devono essere cittadini italiani o avere la carta di soggiorno e essere qua in Italia da almeno 10 anni se non sono cittadini italiani. Gli ultimi due e devono avere gli ultimi 2 anni una residenza continuativa nel territorio italiano, di avere un ISEE in corso di validità inferiore ai 9.360 euro, per cui 9.361 o anche 60 euro non ho come dire, il riconoscimento per poter fare la domanda, a 9.359 euro di ISEE abbiamo questo tipo di opportunità. Non posso avere un patrimonio che sia superiore ai 30.000 euro, un patrimonio immobiliare tolta la prima casa, devo avere un patrimonio finanziario non superiore ai 6.000 euro, questi sono i primi paletti. Voi capite che basta che uno abbia preso, come dire, il TFR e lo abbia messo in conto corrente, molte volte sfora quel tipo di situazione, per cui, ripeto, è rivolta a lavoratori o a cittadini più che lavoratori che hanno situazioni veramente di estrema difficoltà sia economica che anche come dire, la difficoltà generale. È chiaro che dopo c'è tutto un problema per il mantenimento del reddito di cittadinanza. Mantenimento in che senso? Mantenimento perché se io mi rioccupo, se ho come dire, se eredito ad esempio una casa dai genitori per cui mi sale il patrimonio immobiliare eccetera, però magari non posso neanche sistemarla e magari, voglio dire, cioè, ci sono tutta una serie di situazioni che effettivamente devono essere valutate passo passo e che come dire, uno deve effettivamente recarsi negli uffici appositi per poter fare le verifiche del caso, perché sennò il rischio è di fare una richiesta, magari di dare anche delle dichiarazioni che non sono del tutto veritiere, magari anche in maniera del tutto, come dire, non volontaria, e pertanto siccome si dice, perché dopo alla fine vediamo cosa succede, che si rischia un penale fino a 6 anni di reclusione, magari uno è già disgraziato, mettigli anche 6 anni di galera sulle spalle, voglio dire, diventa un po' più difficile. Se ne approfittano magari, oppure chi lo fa in maniera inconsapevole. Dopodiché i furbetti devono essere evidentemente penalizzati, questo è fuori discussione. Sara, perché dicevi molti forse nel settore agricoltura, perché comunque sono perché ambiti in cui c'è un
pochi soldi. Sì, per il discorso della stagionalità, per il discorso del fatto che c'è una forte presenza di contratti a termine, per il discorso che comunque i salari sono legati alle giornate e anche col meccanismo della disoccupazione agricola comunque andiamo ad integrare solo un piccolo pezzo, quindi in realtà io so che in questi, soprattutto con tutta la campagna pubblicitaria che è stata anche fatta mediatica sul reddito di cittadinanza, il mio telefono molti hanno chiamato per chiedermi se anche a fronte di avere un lavoro stagionale loro avevano il diritto. E cosa hai risposto? Io gli ho detto la prima cosa da fare, che è quello che ricordava anche prima Mauro, era l'ISEE. L'ISEE ci dà il quadro generale, per poi è il famoso cancello d'accesso che ci fa capire se il lavoratore è nella condizione di poterlo richiedere oppure no. Per quanto riguarda, volevo fare un passaggio sul discorso culturale, donne e uomini, noi stiamo lavorando nel territorio molto per dare una, non tanto per lavorare sull'ottica, perché poi uomo e donna sono entrambi nella famiglia e una loro gestione familiare anche nell'ambiente di lavoro, cioè che la donna faccia un lavoro, che l'uomo faccia il lavoro e la gestione dei figli, c'è un'armonizzazione su sta cosa. L'armonizzazione che non c'è oggi è il fatto che una donna che ha famiglia, e poi c'è anche il pacchetto della cura che sicuramente è stata affrontata in tantissimi temi, si dice che non ha disponibilità per il lavoro oggi, a differenza, cioè la disponibilità lavorativa ricade sempre la mancanza di disponibilità ricade sempre sulla donna più che sull'uomo, e questo è un problema culturale anche quello, insomma. Ho capito. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Sono Gensi dal Bettone. Ci dica tutto. Gensi dal Bettone. Buongiorno, posso fare una domanda riguardo alla mia situazione? Io sono una casalinga, ho lavorato più di 20 anni, quando avevo praticamente da 14 fino a 37 anni ho lavorato, poi sono stata a casa perché ho avuto 2 figli. Io posso sapere più o meno quando posso andare in pensione? 20 anni va bene. 20 anni di contribuzione 20 anni di contributi va bene. Sì, l'età. Deve avere allora, quest'anno le chiedono 67 anni. Esatto. Però io ho smesso di lavorare prima del 92, cioè nel 92 mi ero già licenziata e sono restata a casa. Ma comunque aveva fatto 20 anni, signora, quindi va bene. Sì, anche più di 20 anni. Dopo non ho più lavorato perché mi sono dedicata ai figli, tra l'altro ne ho avuti anche 2 uniti, piccoli, non potevo per forza. Quanti, possiamo chiederle signora quanti anni ha d'età? Sì, adesso ho 63. 63. Ecco, fra Stefania? 4-5 anni ci viene a trovare e le facciamo la domanda di pensione, di vecchiaia. Non serve se ho l'ISEE basso, se ho diciamo situazioni familiari complicate, che non ho niente praticamente, quello non serve, non interessa? No, per la pensione no, purtroppo, non lo valutano, guardano solo se lei ha raggiunto il minimo contributivo previsto. Per lei che ha lavorato prima del 92 le bastavano 15 anni, quindi neanche 5 in più, ma deve sempre aspettare l'età, deve sempre aspettare a oggi 67 signora, anni. Ha ragione Stefania, per lei vale la legge Fornero, capisce? Cioè non c'entra la quota 100. Aspetti solo qualche istante. E nemmeno la pensione di cittadinanza che è comunque a 67. Esatto, 67 anni. È sempre 67. Prego signora, scusi. Ho sempre la speranza che ci siano delle altre riforme, oppure con l'opzione donna, non so, io qualcosa posso fare. Neanche l'opzione donna? No, l'unica cosa che mi viene in mente, perché ha 64 anni. 63. 63. Ecco, sarebbe l'ape volontaria. Ci sarebbe solo l'ape volontaria, però l'ape volontaria, che dovrebbe essere fino a quest'anno, dopo non so se viene rinnovata, le chiedo di fare un prestito bancario con un'assicurazione sempre legata al prestito. Volontaria. Esatto, quindi va bene, ho capito. Ecco. Però bene, signora, in teoria... Complimenti per la trasmissione, per il vostro programma. Grazie a tutti. Grazie mille. Aspetti Giorgio, in teoria questo è il primo passo della riforma delle pensioni, della legge Fornero, eccetera. Più avanti dovrebbero farne altri, quindi... Cioè, siamo stati illusi in tanti comunque.
Purtroppo sì. Hanno fatto un primo passo, un primo capitolo, diciamo, di questa riforma, quindi immaginiamo... È per quello che io spero. Ne debbano fare ancora. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Buongiorno, buongiorno. Allora Stefania, devo chiudere entro il 31 marzo, ricordiamo? Il 31 di marzo, domanda di disoccupazione agricola, da fare assolutamente per chi ha lavorato almeno 102 giornate nell'ultimo biennio, 2018-2017. In quell'occasione, se avete avuto infortuni, malattie professionali dovute al lavoro appunto che hanno svolto, è il caso di farne comunicazione al patronato, alla categoria dove andate per fare la domanda di disoccupazione, perché non forse tutti lo sanno, ma infortuni e malattie professionali il patronato le segue e a volte possono portare a casa anche degli bei indennizzi, sia per le malattie professionali sia per gli infortuni. Chiarissimo. Grazie Mauro Visentin, Sara Pasqualin, Stefania Masier. Ci fermiamo qui. Noi abbiamo a partire dalle 18:30 poi telegiornali, ricordatevelo, e questa sera 20:10 con il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrini e il sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Poi oggi è mercoledì, quindi ancora la prima serata dedicata allo sport con cui studio a Voi Stadio. Grazie e buona giornata.